Pronti? 1, 2, 3. Valido il segnale, si avvantaggia subito Briscola Matley che conquista il comando in poche battute. Vediamo all'esterno subito la progressione di Blanca. Blanca va all'attacco di Briscola Matley, tende a passare dopo 300 metri, sfila al comando, terza posizione per Bob Logan. Poi al largo c'è Brigitte Trio, l'errore invece di Boomsy, 400 in 31,2, ha sbagliato Boomsy dopo Numero 3, 350 Boom metri di gara. SI, squalificato. All'esterno sono anche Beethoven Griff e Black in Black che ha recuperato la penalità. Intanto se ne vanno i primi 600 metri di gara, sempre Blanca a condurre 47,3 per i 600 iniziali. Briscola Matley segue in seconda posizione davanti a Bob Logan. Via via tutti gli altri con i cavalli all'esterno che per il momento non progrediscono. E allora Black in Black dalla terza pariglia esterna cerca di venire avanti in terza ruota, supera in breve i due cavalli che lo precedevano e avvicina i primi dopo 800 metri in 1, 2 e 4. Black in Black raggiunge in terza posizione Bob Logan, poi Briscola Matley in seconda. Intanto se n'è andato il primo chilometro in 1:17,9 con leader sempre Blanca. Bob Logan in terza posizione che ora può forse prendere la schiena di Black in Black. 800 al palo, al largo c'è anche Brigitte Trio, però non progredisce più di tanto, percorsi esterni anche Beethoven Griff. Tanto 15 il parziale per Blanca che non si lascia avvicinare per il momento da Black in Black, che superata la curva cerca ora di progredire nel terreno che gli è più congeniale. 500 alla conclusione, in vantaggio Blanca, Briscola Matley in scia, all'esterno si impegna Black in Black, poi Bob Logan. Cavalli che entrano ora sulla curva conclusiva, con Black in Black un po' in difficoltà sulle curve. E può prendere vantaggio allora Blanca, Briscola Matley sempre nella scia, Bob Logan in terza posizione, poi Baby Francis. Black in Black non riesce a farsi luce in arrivo. Blanca ancora in vantaggio su Briscola Matley, Blanca però è attaccata all'interno. Briscola Matley si avvantaggia nel finale, Briscola Matley finisce forte anche Bob Logan, ma Briscola Matley salva la vittoria su Bob Logan che finisce molto forte a centropista ma è tardi. E Briscola Matley può così portare a termine un percorso che l'ha vista subito leader in partenza, ha dato strada poi a Blanca per passare ai 100 conclusivi e difendersi coi denti dal finale di Bob Logan che vedete guadagna terreno nelle battute conclusive, ma Briscola Matley è al riparo, mantiene un'incollatura di margine sul traguardo, mentre al terzo è ancora Blanca che precede il resto dei concorrenti. Bella vittoria per Briscola Matley. Maurizio Cheli era un outsider, ha ceduto invece in fondo Black in Black. Successo per Briscola Matley, Maurizio Cheli per il training di Marco Azzaroni.